Fiabe per bambini presenta Racconti di Natale. Le storie da ascoltare tutti insieme intorno all'albero. La leggenda dei sempreverdi a Natale. Si avvicinava il Natale e faceva molto freddo. Un uccellino, che aveva un'ala spezzata, non sapeva dove trovare rifugio. Forse gli alberi di quella foresta mi ripareranno durante l'inverno e potrò trascorrere il Natale tra le loro foglie, pensò il poverino. E a piccoli saltelli e brevi voli si portò con fatica fino all'inizio del bosco. Il primo albero che incontrò fu una betulla dal manto d'argento. Graziosa betulla, implorò l'uccellino. vuoi lasciarmi vivere tra le tue fronde per trascorrere il Natale e fino alla buona stagione? Oh, devo custodire tutte le mie foglie per tutto il tempo. No, non posso proprio. Vattene da un'altra parte, rispose la betulla. L'uccellino saltò fino a un maestoso castagno. Grande castagno, Invocò. permetti che io resti al riparo del tuo fogliame finché il tempo è cattivo. Se ti lasciassi tra le mie fronde, tu beccheresti tutte le mie castagne. No. Vattene via di qua. Esclamò il castagno. L'uccellino volò come meglio poté con la sua ala ferita, finché arrivò presso un bianco salice. Bel salice, mi riceveresti sui tuoi rami durante la cattiva stagione, così che io possa stare al caldo anche a Natale? No, davvero, no, io non alloggio mai degli sconosciuti. Figuriamoci a Natale, no. Il povero piccolo non sapeva più a chi rivolgersi. Lo vide allora un abete e gli chiese: «Dove vai, uccellino?» Non lo so, rispose. gli alberi non vogliono darmi rifugio e io non posso volare lontano con quest'ala spezzata. «Vieni qui da me, poverino. C'è spazio tra le mie fronde e tra le mie pigne». Lo invitò così il grande abete. Una notte il vento del nord venne a giocare nella foresta. Sferzò le foglie col suo gelido soffio e ogni foglia toccata cadde a terra mulinando. Posso divertirmi con tutti gli alberi? Domandò a suo padre, il re dei venti. «No», rispose il re, «quelli che sono stati buoni con i piccoli uccelli possono conservare le loro foglie». Così il vento del nord dovette lasciare tranquillo l'abete, che conservò le sue foglie per il Natale e per tutto l'inverno. E da allora è sempre avvenuto così. Grazie ai suoi aghi sempreverdi e alla sua calorosa accoglienza, l'abete è diventato l'albero del Natale. Ti è piaciuta la storia? Se vuoi, ascoltane un'altra insieme a noi.